Perfetto. Buonasera a tutti e benvenuti alla settima e ultima serata di Strangius Testimoni del nostro tempo. Il tema di questa giornata è messi al bando perché da una parte e fuori dal sistema. Vorrei iniziare ricordandovi che fino alle 20 sono ancora aperte le nostre mostre nella chiesa di San Sebastiano, nell'oratorio di San Sebastiano, al Monte Granatico e al Caffè Culturale Domenica Fiaba. Oggi il reading letterario sarà a cura dell'associazione Il Pungolo, ora presieduta da Maria Grazia Serci, nasce nel 2002 e organizza dibattiti e presentazioni di libri di autori sardi e non. Negli ultimi anni ha indetto dei concorsi letterari da cui sono nati 4 volumi di Serramanna si racconta, dai quali sono tratti i brani del reading di stasera. Il motto del Pungolo è far circolare le idee. Nell'ambito della manifestazione Strangius, l'associazione ha presentato alcuni autori e ha coordinato le mostre. Prego col primo reading. Maria Grazia, giusto? Allora, il brano è Ricordi di Antonio Spiga. A metà degli anni 40, appena finita la Seconda Guerra Mondiale, gli italiani si ritrovano a doversi riorganizzare per la ricostruzione del paese. Nella penisola vengono riconvertite le industrie belliche, ne nascono di nuove e si rilancia il settore edile. Tutto questo porta lo Stato a ricercare nuove fonti energetiche indispensabili alle imprese per la produzione. Per questo nella nostra isola viene potenziata l'industria mineraria del carbone e i giovani sardi, reduci dalla guerra, lasciano le campagne e si riversano a lavorare nelle miniere. Anche il mio papà, un bel giorno del 45, comunica a mia madre che la carbonifera sarda ha accolto la domanda di lavoro. Pertanto, raccolti un po' di vestiti in una misera valigia di cartone, caricata alla famiglia, la moglie Edvige e un bambino di 2 anni che sarei io, nell'unico mezzo di trasporto in nostro possesso, una bici da uomo con telaio, seggiolino e portapacchi, la famiglia Spiga parte alla volta di Carbonia. Il viaggio è stato alquanto avventuroso. Fra le altre cose ricordo una rovinosa caduta della bici nelle curve di Monteponi. Arrivati in loco ci viene assegnato un grazioso appartamentino al 4° piano di una palazzina di Corso Albania. A così inizia la nostra avventura nel distretto minerario di Carbonia dal 1945 a tutto il 1955. Furono anni molto duri, a soli 4 anni mi ritrovavo in una città promiscua, senza amici. Alla fine del 1945 nacque mio fratellino Bruno, dove la vita era molto semplice e sino al 1949 si faceva la spesa con la tessera annonaria, 300 grammi di pane al giorno, un decilitro di olio e qualche zolletta di zucchero. La vita in famiglia era più o meno la seguente. Papà era a lavoro anche al turno di notte per 5 giorni alla settimana. La mamma seguiva la famiglia che di anno in anno cresceva. Nel 1947 nasceva Giampaolo e nel 1949 Teresa. Il sabato e la domenica erano dedicati al riposo e al divertimento, che consisteva nel fare qualche scampagnata e vedere qualche film al supercinema. Il periodo migliore per me era l'estate. Finita la scuola, qualche domenica si andava al mare in bici, 5 persone alla tenda o in vagone merci aperto ed era sempre una grande avventura. Altre volte la mamma mi portava dai nonni in quanto, essendo io il più grande, ero un po' più autonomo. E qui iniziano i miei ricordi più belli. Erano gli anni 50, Serramanna, come tutti i paesi italiani, cercava di uscire dalle angustie della guerra. Il paese, posto al centro del Medio Campidano con i suoi terreni fertilissimi, cercava la propria rinascita nell'agricoltura. Nonno Mineddu era un valente fabbro, piccoletto ma tutto peppe. Durante le mie vacanze estive, non avendo molti compagnetti con cui giocare, venivo spesso coinvolto nel laboratorio Sa bottega de Suverreri. Ero entusiasta nel vedere l'operazione della ferratura dei cavalli, degli asini, ma soprattutto dei buoi. C'era sempre un buon odore di callo osseo abbrustolito, in quanto il ferro veniva posto caldo per meglio aderire allo zoccolo. Altra operazione che ricordo bene era la preparazione delle ruote dei carretti. Infatti il falegname, su Maestro de Garrus, una volta finito il proprio lavoro, portava le ruote composte dalla bussola centrale e dalla raggiera per completare la ruota con i cerchi, sulla moi. Il tutto avveniva nella corte dove era posto al centro un punto di fissaggio dove si bloccava la ruota. Una volta pronto si metteva il cerchio in ferro in una fornace per riscaldare e dilatare. Poi veniva preso con delle lunghe pinze, posto sulla ruota, incastrato e battuto
per aderire completamente alla raggiera. Nel raffreddarsi il ferro diveniva tutt'uno con la ruota, che a quel punto era completa e poteva essere montata nel nuovo carro. La bottega del nonno era posta in via Roma, all'angolo con piazza Gramsci, dove vi erano la scuola e la pretura. In quest'ultimo ufficio spesso si svolgevano dei processi per piccoli reati e i convocati spesso d'inverno si trattenevano nella bottega, dove oltre a fare il salotto ne approfittavano per riscaldarsi nel fuoco sempre vivo della forgia. Il nonno preparava il caffè fatto d'orzo macinato, a cui si aggiungeva un cucchiaino di estratto di caffè che sembrava catrame, che spesso sapeva di carbone ma era pur sempre un caldo ristoro. Dopo alcune estati aveva preso anche a ripare il martello dell'incudine in contemporanea col nonno. Per forgiare il ferro rovente aveva un piccolo mallo più adatto alla mia giovane età. Ogni settimana il nonno mi portava a Savuntana Pubblica per riempire l'acqua potabile ai recipienti posti nel carretto trainato dell'asinello. Erano due tamburlane zincate che chiamavano i sfascellas, e una volta a casa l'acqua veniva traversata nelle otri, su Zirumanu e su Zirigeddu. Le ore più belle delle mie vacanze estive erano quelle che trascorrevo con nonno Mineddu. Oltre a fare su Verreri, seguiva anche alcuni terreni, che erano 3 zone diverse di Serramanna. La Viglia era in su Gracchiri, una in Cucurimbudu e l'altra in su Campo de Segua. In campagna andava sempre con il carretto trainato da un vecchio asinello che si chiamava Vitichedda, che capiva subito dove doveva andare, non appena il nonno gli indicava la località. Era un uomo alla buona, aveva un'educazione che lo portava a un grande rispetto per le persone e per la natura. In campagna, mentre lavorava, raccoglieva qualche lumaca e stappadas per non pestarle, le riponeva dentro il cappello, che aveva sempre in testa. A tal proposito ricordo un fatto curioso che voglio riportare. Mentre rientrava dalla campagna incontra per strada Cavalier Massa, il segretario comunale, e nel salutarlo si toglie rispettosamente il cappello e stappa la svola per strada, suscitando l'ilarità dei presenti. Quando dormivo dal nonno, il mio letto era a sastoia, una stuoia fatta di giunchi di fiume su cui veniva stesa una coperta. Al mattino, alzandoci, si salutava dicendo Ave Maria e il nonno rispondeva grazie Avlena. Il lavoratore artigiano lavorava per gli agricoltori che pagavano a Sarragotta, cioè dopo il raccolto, e il nonno chiamava i clienti sparrocchiano e poiché era analfabeta li individuava con dei disegni, sa spiga, sa roda, su sovi, su brori e tanti altri ancora. Anche i lavori erano segnati con dei disegni che rappresentavano lo strumento su cui aveva lavorato, aratro, zappa, roncola o altro. Il lavoro veniva segnato con linee o cerchi a seconda che fosse una riparazione o la costruzione ex novo dello strumento. Altra curiosità che ricorda era che l'apprendista Suscenti veniva spesso preso in carico da Sumaisto con un regolare contratto che prevedeva il periodo dell'apprendistato e il costo dell'insegnamento, e di solito il genitore dell'apprendista pagava in natura con grano, fave e altri legumi. Ormai più di 60 anni mi separano da ciò che ho raccontato, ma i miei ricordi sono vivi e pieni d'emozione, come se tutto fosse accaduto ieri. Grazie. Grazie Maria Grazia. Ed entriamo nel vivo di questa serata col primo incontro. Vi presento il primo coordinatore, Giuseppe Manias, bibliotecario e promotore culturale, direttore scientifico operativo della Biblioteca Gramsciana di Ales, direttore artistico di Strangius fin dalla prima edizione e fonte inesauribile di storie e aneddoti. Questa sera coordinerà per noi Alberto Marcat. La mediazione linguistica è a cura di Enrico Vagnoni. Poco fa l'associazione Il Pungolo ha fatto un reading che riguarda le autobiografie di Serramanna e ci porta a riflettere sulla memoria. Certe volte la memoria viene utilizzata in tanti modi, viene utilizzata anche volontariamente per farci cambiare idea su tante cose, per darci un aspetto di cose che casomai non sono. La memoria invece che ti ruba un po' il libro adesso, così, tanto ormai sei uno di quelli che l'ha scritto, quindi sai che cosa c'è. La memoria certe volte ha degli aspetti particolari, per cui se uno legge un libro, Grand Hotel Coronda, pensa che ne so, un campo scuola, qualcosa, invece l'hotel non è hotel ma è carcere. E non è voluto, certe volte la copertina, l'abbiamo già detto, i titoli hanno un loro significato profondo e nel titolo c'è la memoria di tutti loro, perché hotel è un modo umoristico di vedere quello che è stato un carcere dove ricevevano sevizie, dove c'erano solo deportati politici, ma qualche ricercatore storico mi potrebbe dire: ma
come mai, cioè racconti di prigionieri politici sotto la dittatura argentina, 74-79, se il golpe avviene nel 1976. Oggi con noi c'è Alberto Marquardt, che è un regista cinematografico, documentarista che vive in Francia, ma che dal 74 al 79 era uno degli ospiti di questo hotel, il carcere Coronda in Argentina. Alberto. Bueno, sí, entendí. No siempre. Bueno, gracias, tante grazie por essere qui. Aquí he finito mi italiano. No, este festival extraordinario, en dos días aprendí un montón de cosas con personajes que llegamos el jueves. Enrico ha detto che è straordinario il festival, quindi traduci subito. Sì. Okay. Sì, non te duermas. No, ho capito male. È un festival straordinario, in soli 2 giorni ha preso tantissime cose, loro sono arrivati giovedì notte, quindi per loro è stato proprio un impatto veramente forte. Sí, cosas que tienen que ver además increíblemente con nuestra historia, porque de pronto alguien que nos habla de una isla, qué cosa más cercana a una isla que una prisión, que habla del aislamiento en la primera noche. Después el relato de, tú me vas a ayudar, la escritora sobre el valle de Nicoleta, extraordinaria, también presa por su combate por el Valle de la Susa. Y ayer, bueno, no voy a detallar porque ustedes estuvieron en él, pero bueno, he aprendido un montón de cosas. Traduco un attimo. Diceva che una delle cose straordinarie è anche il fatto di aver trovato degli elementi comuni anche alla loro esperienza. Parlo, e qua apro una parentesi, lui parla al plurale perché è accompagnato dalla sua compagna Daniela, che anche lei purtroppo ha un vissuto drammatico da prigioniera politica. E quindi, dicevo, ha trovato degli elementi comuni. Sentir parlare di un'isola e di un isolamento gli ha fatto pensare al significato di isolamento che loro hanno vissuto appunto in carcere, e anche poi sentire i relatori che ieri hanno presentato i libri e prima ancora venerdì ha fatto appunto il nome di Nicoleta, che anch'essa è stata incarcerata, quindi gli ha fatto veramente riscoprire, e io so, con un po' di beneficio o meglio di licenza poetica, potrei dire si è sentito a casa. Bellísimo. De todas formas es muy difícil, es un ejercicio muy difícil hablar de la cárcel. Antes que nada, yo quiero decir que no estoy acá solo. Yo represento un colectivo de unas 60 personas ex prisioneras, a veces se me escapa el francés, perdón, ex prisioneras de Argentina, de la dictadura, y que fueron los autores reales de este libro. Es un libro colectivo donde los autores no están nominados, son anónimos. Todo está nominada la lista en el prólogo y cada uno cuenta su historia en forma anónima, en una forma no necesariamente cronológica, pero están presentes. Por eso yo no soy yo, somos nosotros. Per lui comunque è difficile parlare dell'esperienza carceraria ed è qui non in rappresentanza di se stesso ma del collettivo, che di fatto sono circa 60 persone che hanno partecipato in un modo o nell'altro alla scrittura del libro. Quindi è proprio un racconto collettivo, e questo traspare anche dal fatto che nessuno dei capitoli è firmato, quindi si tratta di capitoli di testimonianze anonime, volutamente anonime, per mantenere proprio lo spirito unitario del collettivo, e poi durante la serata capiremo anche perché. Sí, la dificultad que uno tiene de hablar de la cárcel es que son mundos tan diversos, tan distintos de lo que uno vive cotidianamente. En Francia muchas veces
la gente pregunta qué pasó, por qué estás en Francia, y uno dice, bueno, estuve en la cárcel. Ah, estuve en la cárcel. Sí, bueno, sí, ¿cuánto tiempo? Y 5 años, y ahí las caras se descomponen. Es muy difícil, es un mundo che è molto difficile da trasmettere. Oggigiorno è molto difficile parlare dell'esperienza carceraria a lui, proprio perché è difficile trasmettere quelle sensazioni che si sono provate. A lui capita spesso in Francia, dove appunto vive dopo il suo periodo di rifugiato politico in Francia, si è trattenuto là. Molta gente gli chiede: ah, quindi sei stato in carcere? Sì, sono stato in carcere. Per quanto tempo? Per 5 anni. E subito reagiscono con un salto all'indietro. Incluso en el más loco de los sueños, hace 42 años, en una celda, en esa cárcel que se llamaba de Coronda, un pueblo al norte de la ciudad de Rosario, imaginar que un día iba a estar acá en Serramanna, en Italia, hablando de un libro así, de nuestra experiencia y tratando de transmitirlo, ya me parece una cosa completamente extraordinaria. Nemmeno nei più diciamo, fantasiosi dei sogni si poteva immaginare, mentre stava rinchiuso lì a Coronda, in quella cella di 2 metri per 3, con una sola finestrella, che dopo 42 anni si trovasse qui a Serramanna a parlare di quell'esperienza. Porque anche, perdón, sigo en español, a veces se me filtra el italiano también. No, porque la historia de Coronda, la historia carcelaria, a mí y a todos, nos ha marcado profundamente. Yo creo que ha sido, para mí, y creo que para mis compañeros, esos años, que a veces fueron 4, a veces fueron 5, a veces fueron 10, fueron los más, quizás, marcantes de nuestra vida. No llegaré a decir que fueron los mejores, porque no lo son, pero es cierto que tenemos una relación muy particolare con la cárcel. La loro esperienza nel carcere di Coronda, perché Coronda, appunto, il nome del carcere prende il nome dalla cittadina di Coronda, una cittadina della provincia di Santa Fe. Diciamo che è stata un'esperienza che li ha segnati profondamente. Poi c'è chi c'è stato 3 anni, chi 5, chi meno, però tutti sono usciti profondamente cambiati, profondamente segnati. Non si può dire che quella sia stata la loro migliore esperienza della vita, però sicuramente la più impattante è che sicuramente è stata un'esperienza che diciamo li ha cambiati. Sì, marcante, ¿no? Sì, impattante, sì. El 74-79. Sí, ahora arribo. Porque es importante entender solo una pequeña acotación de que tenemos una relación de amor y de odio, o de odio y de amor con respecto a ese periodo de la cárcel. Odio, evidentemente, contra el encierro, los barrotes, los castigos, las torturas, el pensar en nuestros compañeros que quedaron muertos en la cárcel, pero un profundo amor porque era nuestro lugar de vida, es un lugar que nos los apropiamos y es el lugar donde creamos los lazos con una cantidad de compañeros con los cuales supimos resistir, y yo creo que de alguna manera vencimos el propósito que tenían los militares de destruirnos psíquica y físicamente. Praticamente il loro rapporto con Coronda è speciale, può essere diciamo anche contraddittorio, perché è allo stesso tempo di amore e di odio, perché comunque hanno vissuto là una parte molto importante della vita e in quel luogo si sono generate le cose che li hanno segnati profondamente, anche in termini positivi. E di fatto diciamo, è stata l'esperienza che poi gli ha dato la forza per poter anche ricordare i compagni che non ci sono più, e quindi quel ricordo di Coronda ha anche un significato di ricordo dei compagni che non sono sopravvissuti. Sí, sí, que son los lazos que nos unieron hasta ahora y que han permitido este libro.
Con respecto al 74, es cierto que la dictadura en Argentina, lo que conocemos como la dictadura de Videla, comenzó en marzo del 76, 1976. El libro nuestro comienza en 1974. Yo personalmente me detienen en diciembre del 75, algunos meses antes del golpe de Estado. Es una historia compleja la de Argentina. No vamos a hacer un curso de historia, yo no sé, sería capaz, pero es muy interesante y muy importante entender de que la lucha por la cual nos meten presos a nosotros es una lucha que comienza en los años 60 en medio de otra dictadura, de otras dictaduras, que Argentina vive prácticamente desde 1955 hasta 1973, ininterrumpidamente bajo gobiernos militares represivos, castradores, y nosotros vivimos, cuando digo nosotros, nuestra generación, teniendo 15, 18 años, vivimos en esa opresión, en esa especie de chapa de plomo que no nos dejaba expresar, hasta che culmina nel 1973. Allora, perché il 74, appunto, sapendo che il golpe di Videla avviene nel 76. Lui rimarca prima ancora il fatto che appunto il legame forte con i compagni di Son Più è quello che ha fatto in modo che poi loro scrivessero il libro, proprio per diciamo, raccogliere il loro testimone. Perché il 74? Perché tutti loro comunque, chi in un modo chi nell'altro, erano coinvolti, diciamo, nella politicamente o comunque a livello personale contro i regimi oppressori che in Argentina si sono succeduti a partire in realtà dagli anni 60, quindi molto prima del golpe di Videla. Ecco perché il racconto di Coronda si colloca in quell'arco temporale, cioè 2 anni prima del golpe, proprio perché già prima sono iniziate le repressioni, già prima sono iniziate, diciamo, quel regime così forte che nei loro confronti, nel caso dei prigionieri di Coronda, mirava all'annientamento psicofisico e diciamo, ritornando al concetto che esprimeva prima del ricordare i compagni, si può dire che oggi la loro presenza qua e questo libro dimostra che i militari non sono riusciti nell'intento di annientarli psicofisicamente. Para llegar a tu pregunta, porque me fui muy lejos, pero es necesario, o sea, las luchas contra las dictaduras que hubo en Argentina antes del 76, antes de la dictadura de Videla, trajeron y consiguieron el retorno del peronismo en Argentina en el año 1973, que había estado proscripto durante 18 años. Eso fue gracias a un gran movimiento popular que un poco esposó o sí, tuvo que ver con todo el gran movimiento de la juventud en los años 60, finos de los años 50, 60, que se transformó en Argentina, por supuesto, bajo esas dictaduras, en grandes movilizaciones populares y la emergencia de grupos políticos, algunos que decidieron agarrar el camino de la lucha armada para luchar contra la dictadura. Todo esto concluye en 1973 con el retiro de los militares y el retorno de Juan Domingo Perón. Una cosa molto importante è anche dire che in Argentina nel 73, a seguito di un forte movimento popolare, di varie organizzazioni popolari e forti proteste, si realizza il rientro di Perón in Argentina dopo 18 anni di esilio. E quindi con grandi aspettative, con grandi, diciamo, mobilitazione popolare. E questo ha creato anche un clima molto effervescente in Argentina, sia di attesa, di speranza, ma anche di contrasti. E questo quindi è lo sfondo che prelude poi ai fatti che hanno portato poi al golpe del 76 e ovviamente alla loro carcerazione. ¿Qué ocurre en 1973 cuando llega Perón? Es que una vez que Perón consigue que los militares se retiren y él vuelve al poder, trata de desprenderse de toda esta juventud que era muy marcada por la Revolución Cubana y por todo el movimiento de la izquierda latinoamericana,
y se apoya en toda el ala derecha, de la extrema derecha del peronismo, y ya a principios de 1974 comienza una feroz represión contra todo el movimiento social que había sido generado en esas décadas de lucha, que incluso habían permitido la vuelta de Perón. Cuando Perón muere en julio del 74, ya la derecha, la extrema derecha, personajes muy siniestros, con grupos parapoliciales y paramilitares muy activos, ha cometido una cantidad de crímenes. Y las cárceles comienzan a llenarse de sindicalistas, militantes, entre los cuales, bueno, mis compañeros fueron la mayoría de los que estábamos en Coronda en el momento del golpe de Estado. Es complejo, yo espero che más o menos si pueda quello che succede nel 73 quando rientra Perón in Argentina è che Perón sostanzialmente isola una parte del movimento, quelli più diciamo a sinistra politicamente, li isola e quasi li rifiuta, li rinnega. Quindi gli stessi protagonisti del ritorno di Perón si vedono esclusi dallo stesso Perón, che invece si orienta più a movimenti di destra. E questo crea chiaramente un forte, un aspro conflitto sociale con anche insomma scontri violenti, quindi contrapposizione molto violenta tra le due fazioni all'interno proprio anche dello stesso movimento peronista. Quando muore Perón nel 74 è proprio lì si ha il culmine insomma del caos in Argentina, e allora iniziano le repressioni, iniziano le carcerazioni, cioè, intendo dire il fenomeno dei prigionieri politici, che sostanzialmente porta a Coronda circa 1000 detenuti politici, che poi sono i protagonisti che vengono raccontati nel libro. No, volevo assicurare tutti che non è la CIA, è solamente un modo per riprendere dall'alto. È Basella, è peggio ancora. Anzi, un grazie a Davide che continua a lavorare indefesso per... In questo luogo di villeggiatura, all'Hotel Coronda, passano più di 1100 persone. Chi sono e di che cosa si occupano oggi? Tra questi 1100 persone, che cosa fanno, da dove venivano e soprattutto chi sono, che cosa fanno ancora oggi? Chi, casomai, ha voluto, come è successo per la Resistenza italiana, anche dimenticare e parlarne dopo 40 anni, 30 anni? Ecco, questo è successo anche qui? Sí, sí, bueno, ¿qué son hoy? Cada uno tomó caminos diversos, pero bueno, es importante tener en cuenta que la mayoría, por supuesto, de los presos de Coronda eran militantes de organizaciones políticas diferentes, a veces opuestas en la izquierda, pero con confrontaciones entre ellos. Las cárceles argentinas en el momento del golpe de Estado de Videla contaban con unos 10.000 presos políticos ya, y era todo, Coronda hacía parte de un sistema carceral bastante importante. Dunque, cosa fanno adesso? Diciamo che hanno preso tutti strade un po' differenti, ognuno insomma ha fatto poi una vita diversa da quella che si aspettava. Chi erano nel periodo raccontato nel libro erano essenzialmente giovani appartenenti a partiti politici, a movimenti politici, però di varie estrazioni, quindi non erano di un solo movimento, anzi a volte erano anche diciamo appartenenti a schieramenti non propriamente, che andavano propriamente d'accordo, quindi non propriamente allineati. Durante il periodo carcerario anche queste differenze sono diventate in realtà una ricchezza. Abbiamo detto circa 1100 persone incarcerate a Coronda, però già in Argentina in quegli anni l'intero sistema carcerario dedicato ai prigionieri politici era composto, cioè già ospitava
quindi negli altri hotel c'erano già 10.000 persone. Sí, era una red de hoteles bastante desarrollada. Pero es muy importante ver fundamentalmente la situación cambia con el golpe de Estado de marzo del 76. Porque los militares, lo que ocurre en Argentina, digamos, no es una cosa aislada tampoco. Los golpes de Estado comienzan fundamentalmente en Chile con el golpe de Pinochet en el 73, y es de alguna manera donde se imponen los Chicago Boys. Bueno, es la imposición de ese sistema ultraliberal que llega a Argentina en el marzo del 76 con una extrema violencia y también con un movimiento popular muy desarrollado. Y los militares, viendo la experiencia de los militares chilenos que habían puesto a los presos en los estadios y los habían fusilado, deciden llevar adelante una represión que ellos llaman secreta. Esa es la diferencia, es lo que se habló después y se habla hoy de los desaparecidos. O sea, las personas como nosotros, yo tuve la suerte, entre comillas, de haber estado arrestado en diciembre del 75, 3 o 4 meses antes del golpe. A partir de marzo del 76, la mayoría de las personas y de los militantes arrestados eran llevados a campos clandestinos de concentración donde eran torturados y sistemáticamente asesinados. Los tiraban al mar, los enterraban, en fin. Eso es lo che hoy si habla de los 30.000 desaparecidos. Ciò che è successo in Argentina in quegli anni ha avuto chiaramente un grande eco ed è stato accompagnato anche da altri fenomeni analoghi, insomma, nell'intera area sudamericana. In Cile, ad esempio, anzi, è iniziato proprio là, col colpo di Stato che ha fatto cadere il governo e ucciso, sostanzialmente costretto alla morte Allende, quindi l'avvento del generale Pinochet, quindi tutto un movimento, diciamo, di repressivo nell'intero Sud America. Ciò che ha caratterizzato l'oppressione repressiva in Argentina è il fatto che veniva in forma clandestina, quindi sotto traccia, mentre in Cile Pinochet fucilava alla luce del sole, e il sistema repressivo argentino ha fatto sì che in tutto il mondo non si sapesse. Dico io l'esempio dei mondiali di calcio, tutti giocavano, esultavano, non sapevano che nel frattempo appunto, si era già entrato nel vivo il famigerato fenomeno dei desaparecidos, cioè i prigionieri politici che venivano fatti scomparire, chi buttato a mare, chi sepolto, insomma ucciso in maniera barbara e senza che i familiari sapessero dove si trovassero. Sí, eso es fundamental entender porque cuando ocurre el golpe de Estado nosotros ya estamos en las cárceles, somos prisioneros legales reconocidos y para la dictadura, frente a la opinión pública internacional, es importante mostrar que nosotros estamos y no nos matan. O sea, como nosotros no somos Pinochet, decía de alguna manera Videla. Esto es muy importante y ahí es donde empieza la verdadera historia de nuestra cárcel y de las cárceles en Argentina. Esta historia de resistencia que cuenta el libro. Porque frente a esa situación los militares no deciden no matarnos, aunque hubo unos 100 o 200 presos muertos en las cárceles, pero deciden montar un plan de exterminio en el sentido psicológico y en el sentido físico. O sea, aislarnos y a través de la locura o la muerte fisica aniquilarnos. Quindi è importante capire questo, che loro, diciamo, lui si sente quasi fortunato, no? di essere stato arrestato ma non essere catalogato come un desaparecido. Quindi, perché loro, il carcere di Coronda era un carcere, diciamo, tra virgolette, legale, cioè ufficiale, non era un carcere clandestino, e quindi i militari non potevano ucciderli proprio perché avevano attuato questo sistema di oppressione sotto traccia. Allora Videla stesso diceva: io non sono Pinochet, e quindi loro, seppur
poi ci sono stati oltre 100 morti causati appunto direttamente dall'oppressione carceraria. Loro, diciamo, avevano questa fortuna di essere consapevoli di avere questa sorta di garanzia, di protezione per il fatto di essere ospiti di un carcere, incarcerati comunque in un carcere non per clandestini. Claro, pero... Quindi questo è molto importante perché, diciamo, è un tratto essenziale poi della loro testimonianza nel libro. Esa es la base de nuestra historia, de lo que cuenta el libro. Quiere decir que frente a ese plan de exterminio sutil, sutil, no teníamos nada. A partir del momento del golpe nos privan de todo tipo de cosas. No tenemos lectura, se nos prohíbe hablar, no tenemos ningún tipo de lectura, al punto que juntábamos con los prospectos de los medicamentos que nos quedaban, de algún remedio que había quedado, hacíamos libros para leer los prospectos de los medicamentos. O sea, no teníamos el lápiz, no teníamos correspondencia, prácticamente durante un año no tuvimos visitas, todo comunicación entre nosotros estaba prohibida. Y a partir de ahí se monta una organizzaone interna del penal, che è lo che va a seguire. Praticamente non è che il fatto che non fossero in quel carcere legale, diciamo, li abbia appunto fatto passare una vacanza, tutto il contrario, proprio perché erano comunque sottoposti a una vigilanza continua, a privazioni, a vessazioni, non avevano nessuna possibilità di lettura, che spesso in carcere è l'unica forma, insomma, di mantenere una certa lucidità, e proprio perché l'intento dei militari era proprio di farli impazzire, il motto era uscirete da qui o morti o pazzi. E quindi è stato molto molto duro, e sono arrivati loro anche a nascondere, no, il bugiardino dei medicinali come un prezioso manoscritto a cui attingere nei momenti di disperazione. E quindi era un sistema molto molto duro, e che di fronte a questa oppressione c'è stata una forte reazione solidale, collettiva, che è sostanzialmente la base che poi, no, caratterizza lo spirito collettivo anche del libro. Sí, un detalle importante, importantísimo, es que la asociación de los presos políticos que se rehizo 20 años después en libertad se llama el Periscopio. El Periscopio se llama así porque fue nuestra herramienta real y simbólica frente a los designios de la represión. O sea, el periscopio era un pedacito de vidrio que encontrábamos en el patio, que lo teníamos con un poco de humo de aceite o de cigarrillos, con masa de pan le pinchábamos una pajita de escoba y lo sacábamos por la parte de respiraciones que tenía la puerta, que evidentemente estaba cerrada y no teníamos ningún tipo de abertura, y por ahí conseguíamos ver los movimientos de la guardia. O sea, la guardia era el pabellón, por ejemplo, el nuestro, que era el pabellón 5, éramos unos 300 prisioneros. Al final del pabellón había una reja, como ustedes habrán visto en las películas americanas o italianas y otras, donde estaba la guardia. Cuando un guardia entraba al pabellón, nosotros lo veíamos. Entonces, ¿qué pasaba? El sistema, ahora lo vas a explicar vos mejor, pero el sistema era el siguiente. Mientras los guardias estaban detrás de la reja, nosotros podíamos hablar por las ventanas, podíamos funcionar, podíamos escribir en papelitos de cigarrillo con el carbón de las pilas que encontrábamos en los patios viejos, podíamos comunicar y podíamos funcionar y podíamos vivir. Eso era el alma de la cosa. Por eso que nuestra asociación se llama el Periscopio, y que lamentablemente no tengo un periscopio, me hubiera gustado mostrárselo.
un fatto molto importante, diciamo, uno strumento e un simbolo allo stesso tempo, che poi ha dato il nome all'associazione del periscopio, è appunto questo strumento, il periscopio, che per loro è stato vitale, è proprio stato uno strumento per combattere quell'annientamento a cui erano sottoposti. In cosa consisteva sostanzialmente il periscopio? Un pezzetto di vetro che casualmente si rompeva una finestra, quindi raccoglievano un pezzetto di vetro, lo annerivano con un accendino fiammifero, quindi bruciando un po' di olio o qualsiasi cosa che annerisse, quindi dalla parte posteriore si formava così un piccolo specchio. Con un filo di scopa lo attaccavano con un pezzo di mollica, quindi il vetro, il filo di scopa, e appunto avevano realizzato un piccolo periscopio con cui osservare i movimenti delle guardie. Quindi lo introducevano sotto la fessura della porta e, abbassandosi, riuscivano a intercettare i movimenti delle guardie. Quindi quando loro erano sicuri di non essere sotto la vigilanza stretta, potevano parlare alla finestra, potevano, come dicono loro, funzionare, cioè avere una forma di comunicazione, avere una forma di, diciamo, libertà di movimento. Quindi per loro è stato proprio essenziale questa invenzione. Ecco perché poi ha dato anche nome all'associazione. Può essere una ultima cosa, una ultima. No, perché ridono perché sanno che sono censore, quindi sì, però altrimenti una rapidito. No, porque es una cosa, no sé si todo el mundo me entiende. ¿Precisa traduzione? Precisa, ok. Va bene. Porque el periscopio es una técnica. Todo preso en el mundo conoce el vidrio para espiar. La particularidad de Coronda es que eso se hacía colectivamente. Quiere decir, las celdas que estaban cerca de la reja, llamados donde estaban las guardias, eran los presos que tenían que, entre comillas, sacrificarse y que corrían el riesgo para que todo el pabellón pueda funcionar. Y eso era gracias a que, más allá de las diferencias políticas, por razones que no las conozco, probablemente porque éramos una mayoría de jóvenes, había pocos caciques y muchos indios, como decimos nosotros. Éramos una cárcel de provincia donde había estudiantes, campesinos, sindicalistas, muy pocos dirigentes. Y entonces primó la unidad sobre la división. Y era importante que eso, si no el periscopio no hubiera funcionado, porque si el que hacía la guardia tenía que preguntarle a su responsable político si iba a mandar la seña, ahí nos mataban a todos. O sea, tenía que haber una coordinación de todo el mundo. Y pienso que ese es el alma de nuestra experiencia, el alma del libro y el alma de lo che queremos trasmitir con este libro. Un elemento essenziale affinché poi questo strumento effettivamente funzionasse è che comunque si è messo in moto per ragioni che lui non sa nemmeno spiegare bene, per il fatto che appunto comunque non si conoscevano, venivano anche da storie diverse, da appartenenze politiche diverse, da lotte diverse. Si è creata comunque un'unità quasi, come dire, miracolosamente, che ha fatto in modo, è una unità proprio di solidarietà, una catena di solidarietà tale che inconsapevolmente e consapevolmente allo stesso tempo si proteggevano l'uno con l'altro. Quindi il sistema del periscopio ha potuto funzionare perché c'era questa grande solidarietà tra loro, questo loro grande senso di appartenenza a un ideale più alto di loro e che gli consentiva di superare le differenze. E quindi è stato essenziale proprio perché le guardie poi prendevano anche accorgimenti contro i loro sotterfugi per poter sviare la vigilanza, e quindi questa solidarietà ha fatto sì che comunque fosse un meccanismo più efficace del controllo delle guardie, ed è lo spirito che essenzialmente diciamo caratterizza non solo il racconto, ma la loro associazione e soprattutto quella che loro considerano una missione, quella di trasmettere questa capacità di creare una resistenza con la solidarietà. La vogliono trasmettere attraverso il libro a tutti coloro che hanno la voglia di ascoltare.
Adesso, allora, il libro è molto interessante perché non vedrete nomi, sono tantissimi quelli che scrivono, un libro collettivo e non ha neanche un limite temporale, nel senso che nello stesso racconto trovate la data del 75 come quella del 2011. È come in un film, come un continuo flashback, vedete la storia di queste persone ieri e oggi. Però bisogna anche ascoltarlo e allora invito Daniela a una lettura sulla Escolita. Va bene. Poco a poco ci tolsero quaderni, penne biro, libri, fornelli, l'occorrente per preparare il mate, vivande, riviste, giornali, radio. Capimmo allora che l'unico modo per continuare una vita sociale, politica e umana, oltre a contrastare l'estremo isolamento che il carcere ci imponeva, era utilizzare le finestre. Ci permettevano di comunicare a voce, anche se non potevamo vederci in volto. Con il passare del tempo, affacciarci alle finestre fu la nostra forma di comunicazione per eccellenza. Quando per alcuni periodi ci proibirono di aprirle, le rotture accidentali dei vetri erano all'ordine del giorno. Si sceglieva il tema a seconda dell'interesse del gruppo e le conoscenze di ciascun settore. In ciò non c'erano limitazioni. In carcere si dà molta importanza a queste cose. Tutto era interessante. Storia, politica, economia, temi culturali, professioni, lavori artigianali. Il muratore insegnava come si preparava il cemento e l'ingegnere come si calcola la resistenza di un materiale. Era qualcosa di simile a ciò che oggi si potrebbe chiamare club di scambio del sapere. Là lo chiamavamo la scuolina. Era in attività continuamente. Lo stesso succedeva con l'arte. Si condividevano canzoni, poesie, film, romanzi, letteratura. Come nei libri viventi di Fahrenheit 451, si socializzavano e si ricreavano laddove mancava la memoria e ciascuno apportava la sua vena creativa e dava il suo tocco personale all'opera. Grazie. In un altro periodo, nel 1926, un deportato politico, si chiamava Antonio Gramsci, capita a Ustica in confino e starà lì solo 47 giorni. La cosa che lo preoccupava di più, che penso preoccupava anche voi, era l'ozio e la noia e quindi l'abbruttimento intellettuale. Insieme al suo amico Amadeo Bordiga fa una scuola, un po' quello che avete fatto voi. Questa è un po' l'ultima domanda, perché poi sarà bellissimo sentire anche un'altra lettura da parte di Daniela. Tutta questa l'escolina, tutto, perché innanzitutto fate questo, ma soprattutto poi anche il dopo, perché avrete voluto fare anche questo libro? Penso che ci sia un collegamento con l'escolina e qual è lo scopo di portarlo in giro per tutto il mondo. ¿Está claro? Está claro, sí. Credo. Vamos a ver. Spero. No, sí, bueno, lo de la escuelita, lo del funcionamiento, porque no solo era una escuelita, era fundamental para nosotros. Había Facciamo rapidito. La scuolina, così come la chiamano loro, era veramente per il loro funzionamento, quindi per le loro attività vitali per una sanità mentale, era veramente importante, fondamentale. Fundamental, sí. Había muy pocos presos, algunos que por miedo o por, en fin, porque creían que no estaban implicados políticamente, etcétera, etcétera,
no participaban en ese funcionamiento, se alejaban, trataban de quedar aislados, hacer buena conducta, fueron los que más sufrieron, porque era el contar hora por hora los días de prisión sin nada, sin lectura, sin nada. Era assolutamente insoportabile. Solo pochi dei carcerati hanno, diciamo, disertato la scolina, proprio perché magari non si consideravano né parte di quel movimento politico, né pensavano di dover, diciamo, combattere l'ozio. E in realtà quei pochi che non hanno partecipato a questa attività della scolita sono quelli che hanno sofferto di più, perché contando ogni ora che passava in carcere hanno sofferto, insomma, la pesantezza della solitudine. Ahora, evidentemente el funcionamiento implicaba muchas cosas, lecciones de historia, política, debates, etcétera, etcétera. Incluso el domingo había una gran peña que era en canciones. Todos los domingos se llamaba la Peña de la Frutilla Verde porque Coronda es productor de frutillas, de fragole, la ciudad de Coronda. Y entonces se había creado esa peña que funcionaba con la desesperación de los guardias, por supuesto, que cada vez que abrían la puerta se callaba el pabellón y cada vez que cerraban volvían a cantar. Era una cosa bastante terrible para La scolina funzionava continuamente tutti i giorni della settimana e addirittura la domenica era prevista una pegna, cioè una festa. Era il momento di festa che chiamano la pegna della fragola, proprio perché a Coronda si coltivano molte fragole. E quindi creavano anche, insomma, rumore, caos, tanto che le guardie impazzivano perché ogni volta che loro aprivano il portellone, silenzio improvviso, richiudevano e riprendeva la festa. Quindi era proprio una scuola che aveva una cadenza regolarissima. Ahora, todo ese funcionamiento y todo lo que me pregunta Pepe, tenía eso, la razón fundamental era vivir. Pero fue lo que a posteriori, cuando se acabó la cárcel de Coronda cierra en el año 1979, después de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de América, Interamericana de Derechos Humanos, a Argentina, que la dictadura cede y dice, bueno, esta cárcel la cerramos y nos desplazaron a otras cárceles. Pero lo que quiero decir con esto, que ese espíritu perduró durante muchos años. Lo que ocurrió en Argentina es que nosotros tardamos 20 años en hacer ese libro. O sea, tardamos 20 años en recuperar esa memoria, hablando del tema de la memoria. Porque Sì, una cosa importante che diceva Alberto, per rispondere poi alla domanda di Peppe, è che perché hanno fatto la scolina? Per sopravvivere, semplicemente per sopravvivere. Poi, a distanza di anni, hanno realizzato che era qualcosa anche di molto più importante, che andava al di là della sopravvivenza e che poi di fatto li ha condotti anche dopo la chiusura del carcere nel 79, perché poi il carcere di Coronda è stato chiuso grazie a un'azione di pressione della Commissione Interamericana per i diritti umani, che di fatto poi ha spinto i militari a far chiudere il carcere, quindi a dirgli d'accordo, questo carcere lo chiudiamo. Poi loro sono stati spostati su altre carceri. Quindi è stata, anche dopo la chiusura di Coronda, ha avuto, diciamo, un seguito. E dopo 20 anni... Sí, 20 años, porque en Argentina hay que ver que el problema que nos pesaba a todos, nosotros habríamos sobrevivido a una masacre de una generación diezmada, donde hubo 30.000 desaparecidos, muertos y desaparecidos. Y durante 20 años era indudablemente esa memoria y ese reclamo de justicia, sobre todo a la dictadura, que prevaleció y que sigue prevaleciendo, por supuesto. Pero a partir del año 2000, un poquito antes del año 2000, empezó a emerger de nuevo esta memoria de las cárceles. Como que de pronto nosotros pasamos de ser los que estábamos con la culpa de haber sobrevivido a considerarnos portadores
de los valores de aquellos que habían matado. O sea, nosotros éramos sobrevivientes. Y esa conciencia del sobreviviente y esa conciencia de saber que teníamos algo que transmitir, al menos lo que habíamos vivido en Coronda, que era ese ejemplo de unidad que nos fortaleció y que nos hace fuertes hasta hoy en día. Había una manera de transmitirlo, yo creo que es de alguna manera en el fondo la razón de ser del libro, ¿no? Sostanzialmente dopo la chiusura del carcere e anche dopo la fine della dittatura, nell'arco di 20 anni in Argentina c'è stato, diciamo, un forte dibattito, o meglio un tempo di metabolizzazione di quel periodo, in cui sì, è emersa una voglia di giustizia, una voglia di verità, però, o meglio, era ancora embrionale, non è proprio esplosa, o meglio, non si è manifestata quella voglia di giustizia. Ecco, per loro è stato molto importante in quel periodo analizzare ciò che era successo nel passato e dopo 20 anni ritrovarsi per raccogliere una responsabilità che hanno sentito dopo 20 anni, che era quella proprio di raccontare agli altri ciò che i compagni morti non erano più in grado di fare. E quindi per loro anche l'esperienza della scuolina è servita poi anche a riproporre quel meccanismo di trasferimento della memoria, dei saperi, e l'hanno fatto appunto attraverso il libro solo dopo 20 anni, proprio perché comunque c'è stato bisogno tutto di un processo di rielaborazione di quel dolore, rielaborazione di quel periodo, e senza dimenticare che appunto i compagni morti sono circa 30.000. Alberto Marcarda. Concludiamo adesso con un'ultima lettura per poi subito dopo iniziare con il prossimo appuntamento. Daniela, sì. Febbraio 2001. Entriamo lentamente nell'enorme recinto, con la tensione tipica di chi sa che sta per incontrare di nuovo in quel luogo una parte importante della sua vita, degli anni più intensi e duri della sua storia. All'inizio ho potuto solo percepire la presenza di un gran numero di persone sedute in circolo e il mormorio di molte voci entusiaste indifferenti al nostro arrivo. Senza volerlo associai queste immagini ad altre dell'infanzia. Aguzzai la vista concentrandomi sui volti, tentando di scoprire tra loro i tratti amati dei vecchi compagni. Per un momento lo sforzo sembrò sterile. Mi sentii come se mi trovassi nel posto sbagliato, di fronte a persone strane, barbute, con teste pelate e pancette, che avevano preso il posto dei volti giovanili e dei corpi snelli e agili, che la mia memoria aveva archivato 20 anni prima. Era questo il gagliardo esercito dei rivoluzionari che aveva dato scacco alla dittatura? Erano questi gli eroici giovani che avevano resistito a uno dei più atroci regimi carcerari della storia? Era possibile che la presbiopia e la cellulite avessero vinto la battaglia che non riuscirono a vincere gli aguzzini del regime? Per questo avevano sopportato tanti sforzi e crudeltà. Non conveniva al regime aspettare qualche anno e poi ci avrebbero richiusi tutti nei pensionati? Lentamente emersi dalle mie scherzose ricubrazioni. Riconobbi un sorriso, alcune voci, grida con i soprannomi che tante volte risuonavano tra le finestre e scopri gli stessi, quelli di prima, che sotto una cappa di abbondante pance e radi capigliature nascondevano i cuori generosi del passato. E ora sì, avanzai deciso a confondermi in un abbraccio, pancia contro pancia.
con i miei vecchi e amati compagni. Vi chiedo un attimo di restare qui, Enrico, Alberto e anche Giuseppe. Prima una cosa. Prego. Buonasera. Io vorrei regalare agli amici argentini un libro e un'informazione. In Sardegna ci sono stati 4 o 5 sardi nati in Sardegna e sono andati in Argentina e sono stati uccisi. E in Italia c'è stato un processo che è andato in Cassazione che ha portato alla condanna degli esponenti della giunta militare argentina. E niente, in questo libro c'è la storia del processo e i nomi e le storie delle persone uccise. E siccome a seguito di questo processo erano 2 ragazzi nati a Tres Nuragues. Uno si chiama Vattano. Sì, Mastino e Marras, 2 cognati, che vennero uccisi perché sindacalisti nei cantieri navali vicino a Buenos Aires e vennero barbaramente uccisi, uno addirittura di fronte alla famiglia. E a seguito del processo, dove ci furono anche, oltre che le condanne all'ergastolo, purtroppo in contumacia per i generali argentini, si è istituito in Sardegna, a Tres Nuragues, un centro di documentazione sui diritti civili. E c'è stata la produzione anche di questo libro, dove c'è la storia dei ragazzi, la storia del processo e una serie di atti documentali molto interessanti che sicuramente fa piacere conoscere. Wow. Ecco qua. Okay. Adesso chiamerei qui Gianluigi, Tiziano e Valeria, che hanno dei presenti sia per Alberto che per Enrico che per Peppe. Certo. Per così hai la coppia. Hai bisogno del cambio streaming? O cominciamo subito? No? Sì. Va, eccoci. Allora, innanzitutto vorrei ricordare che la performance artistica di oggi è a